Buongiorno a tutti, oggi siamo qua nelle mie valli, nella Val d'Arzino. Andremo su sulla Mondi on the Wings, vi farò vedere una panoramica di tutta la valle con la bella vista da Somchuk. Poi ci fermeremo a trovare i miei amici della Proloco di On the Wings, dove si sta facendo un grande preparativo per la festa di Mont, che sarà la festa della Madonna della Neve, che è ricorrenza ogni anno, e mangeremo lì qualcosa e poi riscenderemo a valle. Ciao a tutti! Questo è Somchuk, una vista spettacolare su una bellissima parte del Friuli Venezia Giulia. Qua vedete l'Arzino dove entra nel tagliamento, il monte di Ragogna, più in giù il ponte di Pinzano, per poi ancora più in giù, non so se lo vedete, c'è il ponte di Dignano, che da una parte c'è Dignano, dall'altra Spilimbergo. L'Arzino, come potete vedere qui sotto, fa da confine tra le province di Udine e Pordenone. Infatti di qua c'è Forgaria, provincia di Udine, e Casiacco, provincia di Pordenone, dove abito io. Qui sotto invece c'è On the Wings. Mi piace sempre venire in questo posto panoramico. Sono quei posti che ti permettono di riflettere molto su te stesso, di rilassarti, di guardare il mondo sotto un'ottica migliore, dall'alto. Dal basso non guardi mai le cose nella maniera giusta. Non hai mai la visuale di quello che ti accade. Per avere la visuale di quello che ti accade, di quello che ti sta attorno, devi sempre andare in alto, sempre salire. Poi la montagna, il bosco porta sempre a rilassarsi, a respirare in una maniera diversa, a vivere anche il momento con una calma che solitamente durante la settimana non hai. Durante la settimana vivi di frenesia, sei sempre in affanno, ti manca quasi il respiro da tante cose che devi fare, correre qua in montagna, corri in bicicletta, fai un certo tipo di attività, però respiri già in maniera diversa. E la maniera di respirare è tutto nella vita. Se ci pensate, quando avete un attimo di difficoltà, di panico, la cosa migliore che potete fare è respirare. Adesso tra un po' andiamo a pranzo e vi presento i miei amici della Proloco di On the Wings, che si stanno preparando per i festeggiamenti della Madonna della Neve che si terranno il primo weekend di agosto. Vi presenterò il presidente e vi racconterà lui qualcosina di questa festa. Qui vi aspettiamo, sarò presente anch'io. Una giornata da passare in montagna tutti insieme, di condivisione soprattutto di momenti e di convivialità, che è una cosa che in questo periodo di Covid abbiamo trascurato molto. Due parole vanno fatte sul bellissimo mosaico della
La Mari dal Friul. Questo mosaico è stato fatto dalla scuola di mosaicisti di Spilimbergo. È un'opera d'arte bellissima da apprezzare anche facendo una camminata qua in montagna. Molto bello. No, la cosa bellissima è che qua c'è la bandiera del Friuli e in continuazione sta svolazzando un grifone qua. Non è che mi ha dato per spacciato e comincia a roteare sopra di me. Vorrei riuscire a riprenderlo. Vediamo se lo becco, gli farò un video. Per fortuna che quando ho mollato il drone non si è portato via il mio drone, perché ho il drone bianco, sembra un gabbiano, i rapaci. Ah! Comunque figata. Proseguiamo il giro, andiamo a trovare la Proloco di Anduins con i suoi ragazzi che stanno preparando la festa che si terrà i primi di agosto. Io mi fermerò a pranzo con loro e poi ritornerò a valle giù verso l'Arzino. Un abbraccio a tutti e ci vediamo tra poco. Sale Perit. Ne tengo uno qui. Vi presento il mio amico Alessandro Mulas, mastro polentaio della giornata, che si sta occupando della polenta. Eccoci, siamo col presidente della Proloco di Anduins, che ci tenevo molto a presentarvi, il signor Gerometta Eugenio, che vi saluta. Buongiorno a tutti. E faremo questa festa che sarà la prima domenica di agosto, quindi sarà il 1° agosto, giusto? Agosto. Il 1° agosto ci sarà questo festeggiamento con la Santa Messa, Con la partecipazione del Vescovo. Ci sarà il pranzo, come tutti, il pranzo della comunità, insomma. Da 75 anni ormai si protrae questo bell'appuntamento, nonostante tutte le restrizioni del momento, però con le dovute attenzioni e le dovute prescrizioni faremo che quest'anno, perché l'abbiamo sempre fatta anche nell'anno del terremoto e speriamo di poterla continuare a fare sempre, perché questo è il nostro appuntamento annuale. I posti qua sono bellissimi, come avete visto nel video, quindi vi aspettiamo numerosi, ok? Ci sarò anch'io, ci sarà il presidente, ok?
Eccoci, siamo qui col signor sindaco del comune di Vito d'Asio, Pietro Gerometta, che voleva fare un saluto anche lui. Abbiamo prima parlato, fatto 4 chiacchiere col presidente della Proloco sugli imminenti festeggiamenti della Madonna della Neve, e so che ci tenevi anche tu a fare un saluto a tutte le persone che aspettiamo numerose a questa ricorrenza che facciamo ogni anno, che quest'anno è il numero 75, quindi 75esima festa della Madonna della Neve. E cosa vogliamo dire? Beh, questo è il momento, uno dei momenti più grandi delle nuove riaperture, per quello vogliamo sfruttarlo a pieno, e difatti, come al solito, i ragazzi di Anduins stanno facendo un lavoro meraviglioso, perché sono già la terza, quarta domenica che sono qua su per pulire le valli e renderle accoglienti e dare proprio rafforzare lo spirito della gente, perché se c'è una cosa che sto notando, che si sta facendo una fatica forte a ripartire da parte di tutti, del mondo produttivo, ma anche il mondo del volontariato è come un po' sopito, e invece abbiamo bisogno di partire a 1000 per recuperare il tempo perduto. E allora da questi luoghi, dall'impegno di questa gente, io credo possa venire un messaggio che vuol dire riarmiamoci e partite, nel senso buono, nel senso di torniamo a essere protagonisti per la nostra terra e della nostra vita. E questo è il messaggio che vogliamo dare. E aspettiamo in tanti a ricaricare le batterie. Qua su la montagna di Anduin non tradisce mai. Accoglie tutti e dà un buon momento per tutti. La chiesetta è il momento dove si può trovare il raccoglimento, poi adesso c'è anche la struttura della Proloco in cui si può fare un po' di giochi o stare al coperto in caso di cattivo tempo e stare in allegria. Quindi vi aspettiamo in tanti per condividere insieme dei momenti veramente felici. Vi aspettiamo tutti allora alla festa della Madonna della Neve il 1° di agosto qui ad Anduin, sulla montagna, sulla Mont di Anduin. Grazie a tutti, ciao!